Bene, siamo partiti con l'applauso. Grazie a tutti, sono lieto di dare inizio a questa presentazione in qualità di uno dei due producer della casa di produzione Acheron Film. Saluto appunto il collega Alvise Costantini. Siamo orgogliosi di portare in Consiglio regionale, uso le parole del Presidente Ciambetti, la Casa dei Veneti, un progetto che parla dei Veneti, per cui casa in casa. Sono entusiasta anche perché si è chiuso un percorso, l'inizio di una prima produzione, il nostro primo progetto completamente autoprodotto, come casa di produzione Acheron Film, una produzione che vuole essere vista all'interno di una cornice seriale, cioè raccontare i popoli pre-romani in Italia con varie puntate. Siamo partiti da casa nostra, dai Veneti. È una produzione che ha coperto ampie aree della nostra regione e non solo. Faccio una micro deviazione, infatti con enorme soddisfazione e orgoglio posso dire che siamo già usciti fuori dalla regione con questa produzione girando nel comune di Fano, provincia Pesaro Urbino, che ci ha ospitati senza batter ciglio e occhi, e la soprintendenza alle belle arti e l'ambiente delle province Pesaro Urbino ha immediatamente concesso il benestare vista l'importanza culturale e la levatura di questo progetto. Uso le parole loro, mai mi evincerei io così autoproclamatore, ma uso le loro parole, perché ci sono altri soggetti che non hanno definito la stessa cosa nella stessa maniera e sono soggetti di casa nostra, e qui fermo la mia dichiarazione lievemente provocatoria. Pertanto è un prodotto che è addirittura uscito dai confini regionali, e questo ci ha dato un'enorme soddisfazione perché ha fatto capire che questa azione ha un'espansione, questa azione ha una progettualità, ha una visione e non è un prodotto fine a se stesso. Abbiamo girato in molte parti di questa regione perché si chiama Veneto, perché è la Venetia. I Veneti non stavano naturalmente solo nella regione del Veneto, occupavano ampie regioni, ampie zone che non sono neanche definibili al millimetro, perché, come ci insegna il nostro collaboratore culturale, nonché narratore del docufilm Danilo Lazzarini, non c'erano le coordinate GPS allora nella storia dell'uomo, per cui dobbiamo sempre vedere la storia con gli occhi del tempo e mai con gli occhi di oggi. Acheron Film è questo che vuole dare e vuole in un certo senso portare all'audience. Finalmente rileggere la storia con un dato oggettivo, una visione, una mappatura, una fotografia con gli occhi del tempo e con le riprese e l'immagine di oggi. Pertanto l'obiettivo è quello di entrare nelle case delle persone e raccontare delle storie che sembrino vere, reali, su cui ci si possa identificare. Questa è un po' la nostra vocazione e siamo voluti partire da casa nostra. Non posso non citare chi veramente ci ha sostenuto immediatamente senza battere ciglio. I padroni di casa, per cui il Consiglio regionale del Veneto, che poi chiamerò, ma soprattutto un comune e un'amministrazione presente e che poi verrà chiamata a relazionare, che ha compartecipato e attivamente, questo vuol dire sostanza, substanzia, per cui economica, e a livello di servizi, a livello di connessioni, a livello di presenza, che è il comune di Cavallino Treporti e la sua amministrazione, la sindaca Roberta Nesto. Parimenti le associazioni promozionali di territorio e le aziende del territorio, che poi verranno citate, ma anticipo appunto il Parco Turistico di Cavallino Treporti e il Camping Marina di Venezia. Questi però rientrano nelle elenchi a supporter naturalmente, e chi abbiamo e su cui possiamo contare. Già li ho presenti in sala, allora ringrazio anche chi ha fatto da sponsor. Lo sponsor vero è proprio quello che proprio dice: io credo in te, ti do questi servizi, ti do questi soldi
e appunto li ho qui con noi, ed è Evotech SRL e Intavola SRL. Voglio fermarmi con i proclami, per cui parlo di chi è presente, e vorrei lanciare, giusto per interrompere un po' la litania, un prodotto che fa capire, è coordinato da un art director di tutto rispetto che lavora per uno degli sponsor, che è Michi Barone, e che ha permesso di poter mappare 2 giornate che altre produzioni, chiamiamole pure indipendenti come noi, avrebbero impiegato, non dico dai, non allarghiamoci una settimana, almeno 4 giornate per poterla fare. E noi abbiamo anche combattuto contro il tempo. Vedete, è la forza di chi deve lottare per portare a casa i risultati e riesce a fare cose che gli altri non riuscirebbero a fare, magari in condizioni anche migliori. Allora io vorrei chiedere alla regia se possiamo abbassare un po' le luci, e, se fosse possibile, per evitare magari i riflessi, farei vedere il promo di una giornata di lavoro sul set per la scena di battaglia con ambientazione antica più grande, chiamiamola, mai girata in Veneto. Per cui, come sempre, anche noi, anche qua, cerchiamo di portare un po' di innovazione e abbiamo girato una battaglia ambientata nel mondo antico in questa regione. Vogliamo farvi vedere come abbiamo fatto. Abbiamo concluso le riprese di un'avventura. È ambientata nel III secolo a.C., siamo riusciti in un giorno solo, incredibile, ma ce l'abbiamo fatta perché abbiamo una crew straordinaria, abbiamo dei contatti incredibili con queste associazioni che portano la storia nella realtà, che portano la storia ai giorni nostri e noi la rendiamo viva con il nostro mestiere. Abbiamo fatto un qualcosa di storico che è impressionante. Stiamo girando qualcosa che non è mai stato portato sugli schermi. Non posso far altro che ringraziare i nostri sponsor, chi ci sostiene, il Comune di Cavallino Treporti, il Parco Turistico di Cavallino Treporti, il Consiglio regionale del Veneto, il Camping Marina di Venezia. Non posso far altro che ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto, il catering Intavola, il signor Dino Rossetto, appunto ricordo in particolar modo la sindaca di Cavallino Treporti, Roberta Nesto, il presidente del Parco Turistico, Matienzo. Non voglio dilungarmi con i nomi, ma tanti nomi, tante personalità, tanti soggetti che ci hanno fatto crescere anche oggi, hanno dato l'opportunità a una casa di produzione indipendente di raccontare una storia straordinaria. Ricordiamo che c'è ancora attivo il crowdfunding per supportare la produzione che va avanti presso il sito produzionidalbasso.com per finire questa meravigliosa opera che stiamo portando avanti, un'opera incredibile. Con un record incredibile, 120 comparse, un giorno solo per girare una battaglia che avremmo dovuto farla almeno in 48 ore, ambientata nel III secolo a.C., qui nella pineta di Cavallino Treporti, a 2 passi dal mare. Un'esperienza incredibile. Ringrazio la mia crew, ringrazio i miei ragazzi e non vedo l'ora che vediate il nostro documentario I Veneti Antichi, cavalcando il mito.
è il mio socio, è che era un film anche lui, Certo. da nativo di Cavallino Treporti. Esatto, da nativo Dillo. di Cavallino Vedere Treporti un film devo ringraziare anch'io Roberta, assolutamente, per il grande supporto, il Campeggio Marina di Venezia che ci ha supportato tantissimo, oltre che tutti gli sponsor. E ringrazio Tommaso, un grandioso regista, oltre che amico e socio. E, per la prima volta in assoluto portiamo i Veneti antichi sullo schermo. È una prima volta, non è mai stato fatto e spero che sia che il risultato si vede. Sono sicuro che si vedrà. Grazie Tommaso. Grazie Alvise. Allora, avete visto qualcosa che avete visto? Avete visto qualcosa di particolare, vero? E sono convinto che vi abbia un po' emozionato e un po' stupito, perché piccolini, grandi cose, no? Partiamo da chi ci ha dato una casa, per cui chiedo a Francesca Scatto, Presidente Sesta Commissione Consiglio regionale, di prendere posto e fare i saluti e gli onori di casa. Grazie Tommaso, benvenuti a tutti. Devo dire che come Roberta, francamente, magari qualcuno si stupirà, non siamo neanche delle donne così facili alla commozione, però la commozione deriva dal fatto, per quanto mi riguarda come Presidente della Commissione Cultura, di aver visto questa cosa nascere. È un po', vero Roberto, una creatura, no? Uno dice... Adesso io sono anche in scadenza, no? Come il latte, e dico, tra le cose più belle che mi hanno dato più soddisfazione che ho nel mio piccolo contribuito a realizzare, questa è sicuramente la prima, non l'unica per fortuna, ma sicuramente ha nel mio cuore un posto speciale, perché quando si parla di cultura si fa presto a dire, no? Sti ragazzi, le start-up, ci riempiamo un po' la bocca, vero Tommaso, di queste belle parole. Poi molte volte le parole cadono nel vuoto, vuoi perché magari non c'è un progetto ben definito, ma quando trovi la determinazione, le idee chiare, e soprattutto quando senti parlare del tuo territorio, della tua identità, messi di fronte a quanto di più creativo può esserci, e quindi il cinema che non è soltanto una sequenza di immagini che vengono proiettate, ma è fatto di attori che ci mettono l'anima, che ci mettono il cuore. Allora, io poi quando sento parlare Danilo mi sento veramente piccola, perché di fronte alla sua cultura immensa mi basterebbe tanto così, dico sempre. Però l'apporto che voi siete riusciti a dare alla cultura del Veneto, creando questo docufilm, secondo me rimarrà veramente nella storia. Cioè io non ho mai visto, non solo in questi 5 anni, ma non ho neanche ricordi di futuro, qualcuno mi correggerà se sto dicendo un'inesattezza, però una cosa proprio così tipicamente veneta nel nostro territorio io non l'ho vista, e questo è grazie al coraggio, quando si dice buttare il cuore oltre l'ostacolo. Questo è stato fatto dal sindaco Onesto, questo è stato fatto anche dalla Regione Veneto. Ti ricordi, Tommaso, quando siamo andati io poi ho presentato una legge sull'importanza del cavallo, tra l'altro, e siamo andati a presentare
questo docufilm e anche in contemporanea con la mia legge a Fiera Cavalli a Verona l'anno scorso. Ti ricordi quando è passato il presidente È stato un Zaia? episodio divertente. Mentre noi ve lo devo raccontare perché ci siamo divertiti, stava passando, sapete no, com'è lui, così vede sta roba, si ferma, dice, e noi stavamo vedendo le prove, no, della messa in onda, e dice: cosa c'è sta roba? Poi Cavallo, lui insomma l'ha sempre, ed è rimasto veramente ammirato da questa cosa, per dire l'importanza non solo anche proprio della figura di questo animale, che è stata caratterizzante proprio per il popolo veneto, tant'è che i guerrieri venivano sepolti con il proprio cavallo, e quindi aver visto tutto questo movimento, tutta questa voglia di fare, per me che sono un politico, scusatemi, non sono avvezza proprio a queste cose, bisogna sempre dare la spinta, bisogna sempre indurre qualcuno. Qui invece c'erano solo persone che avevano voglia di fare, e quando la voglia di fare si concretizza in un apporto al mondo culturale, scusatemi, per me, io posso dire, abbiamo vinto, specie in un momento come quello che stiamo vivendo, un momento di transizione non facile. Io non voglio dire la solita frase fatta: la bellezza salverà il mondo, ok? Però sicuramente la cultura può fare tanto, e io per questo sono veramente, ho un sentimento di gratitudine, poi anche perché questo progetto l'ho visto nascere, ci ho creduto e l'abbiamo insieme realizzato, quindi c'è anche, diciamo, un quid pluris, come dire, abbiamo fatto comunità. C'è qualcosa che ci ha unito, e questo noi come popolo veneto, scusatemi, dobbiamo ricordarcelo sempre, quelle che sono le nostre radici, ciò di cui siamo stati e ciò di cui siamo capaci. Quindi grazie veramente di cuore, grazie Tommaso, grazie a tutti, davvero. Grazie a voi. Una piccola parentesi per il rapporto di vicinanza, mi permetto di dirlo anche su Facebook, con Francesca. E ci ha sostenuto da subito, vedendo questo progetto come effettivamente anche una presa di coscienza. Cultura per unire i veneti, cultura per unire le persone, le genti, lo è sempre stato, no? Non solo un ponte. Leo nel documentario parlerà del matrimonio come un ponte che unisce culture e entità totalmente anche differenti. E cos'è il matrimonio? Se non il connubio della cultura e della società, dell'unione delle cose. Sacra, la cultura è sacra. E quando gli ho presentato questo progetto, unito a come dire, una previsione che ci sarebbe stata anche allora un disegno di legge legato alla cultura equestre, io ero entusiasta. E sono state tenute naturalmente disgiunte. Io ho finito il mio docufilm. E questo mi ha fatto un grande piacere, dicendo: guarda quando anche la politica involontariamente alla cultura riesce a mettere in moto una macchina come un treno, no? Come le vecchie macchine a vapore che io da bambino adoravo, che lavora in sincrono, magari a volte neanche incontrandosi, e questo è fantastico. E la disponibilità che ha avuto nel mettere in contatto anche entità e soggetti per location del film, non lo potremo mai dimenticare, una villa straordinaria, Villa Farsetti, Santa Maria di Sala. Per noi è stato la culla, vedrete nella versione estesa del docufilm, che invitiamo naturalmente di rimanere in contatto con noi, e verrete contattati per le proiezioni ufficiali nei territori, per cui sicuramente nel milanese ovviamente siamo... Grazie, basta. Grazie Francesca, stiamo organizzando una proiezione dedicata nell'area milanese, sicuramente a Cavallino Treporti la premiere, scusate, devo dare onore anche a chi ci ha dato di più, dovrà essere fatta a Cavallino, per cui sarete messi in contatto con le presentazioni ufficiali. Oggi vediamo dei sunti, degli estratti, delle idee, delle stimolazioni, così dite, non lo siete già visti qua in Consiglio regionale, vi toccherà tornare a vedervelo in presentazione ufficiale. Allora, per noi, ve lo dico, come produzioni indipendenti,
l'aiuto in termini di servizi, come ha fatto lo sponsor in Tavola SRL, che di fatto poi, diciamoci la verità, conosco il loro mondo, il mondo di ristorazione, hanno speso soldi, cioè non è che vi hanno dato un servizio abbastanza. A me hanno dato un servizio, ma i fornitori li hanno pagati, ma io non devo sapere queste cose, però le so. È un budget, lo definiamo indiretto noi in produzione, ma è budget di produzione. Mi hanno dato servizi. E come avrei potuto dare da mangiare a 120 persone se non avevamo quasi più le risorse, per concludere certo, ma quasi per distribuire il nostro lavoro, perché siamo indipendenti, siamo piccolini. Per cui abbiamo budgetizzato tutto, sì, ma potevamo fare magari con le nostre risorse al Visei una scena con 20, 30 soggetti, ma 120 no. Dove dorme, dove mangia, cosa gli fa? I termini di servizi, altro supporto arriva naturalmente, anzi direi, lo definisco paritario, il Camping Marina di Venezia. Ha dato l'alloggio, ha dato la location, una battaglia con 120 persone ambientata in un posto irraggiungibile, difficile da conoscere, che per chi non lo sa, perché è un luogo privato, è un luogo straordinario ma privato, che è stato l'unico motivo per cui ci ha permesso di poter portare 120 persone, proprio perché chi dentro ha capito, e devo ringraziare per Paolo Bertolini, ha avuto la sensibilità, e Massimo Battaglio ha avuto la sensibilità di dire: siamo con te, ti diamo gli spazi. C'è un problema di sicurezza, lo risolviamo noi. C'è un problema di disponibilità di incoming, booking, la risolviamo noi. Cioè, hanno dato a 2 giovani produttori la serenità di lavorare. E credeteci che quando siamo un aereo, quando ha una necessità di fare il primo rodaggio, non deve avere preoccupazioni il pilota, deve solo pensare a prendere il volo. Se incomincia a dirgli, ma non so se il tecnico che ha fatto il carburante, ma non so se la cloche di comando funziona, dobbiamo fare un test tecnico, non so, il pilota va in panico. Come vola l'aereo? Voi ci avete tolto tutte queste preoccupazioni, voi ci avete tolto tutti questi pesi e ci avete invece dato valore. Non voglio ridondare con la gratitudine, ma per noi questo è un momento per dirvi grazie e spiegare alla gente che ci sta guardando qui in sala e ci sta guardando a casa o al lavoro che dei piccoli produttori, quando vengono aiutati sinceramente e veramente, possono fare grandi cose. Il no, perché lo dai per assunto, spesso blocca grandi cose, grandi evoluzioni, blocca la creatività, blocca le opportunità di costruire qualcosa. Vero Edoardo, che ci ha aiutato anche lui. Bene, avete sentito una località, Cavallino Treporti, come dice lei, è appunto un paradiso fra laguna, noi aggiungiamo terra e mare. E adesso abbasserei le luci in sala e lancerei un brevissimo estratto per mappare un attimo un piccolo episodio dei 3 ambientati a Cavallino del nostro docufilm. Siamo a Cavallino Treporti, nel bel mezzo della laguna veneta. Questa meraviglia di terra e acqua, ambiente unico nel suo genere. E i veneti svilupparono un particolare rapporto sia con l'acqua dolce della terraferma, rapporto che li rendeva effettivamente padroni della navigazione fluviale, sia con l'acqua amica di quel mare che circondava le loro lagune, la loro porta d'Oriente, portatrice di abbondanza. Costruire dei centri urbani a ridosso dei fiumi significava configurare le aree, bonificare e ricontrollarle per prevenire le esondazioni durante le alluvioni o per porvi rimedio. Ed è per questo che Strabone definiva le città di Veneti come vere e proprie isole. Abbiamo visto che i Veneti
Erano un popolo con una struttura sociale definita e che diedero origine a città compiute. Si distinguevano come intermediari commerciali con gli altri popoli dell'Europa del Nord e dell'Italia centro-meridionale. Ma come era strutturata l'economia veneta e quale fu l'impatto sulla società? Come dico, noi il tempo è tiranno, per cui dobbiamo mostrare delle parti di docufilm. Avete visto, utilizziamo non solo i territori come luogo, come vedrete anche per la battaglia, location fisica, ma anche location ideale. Abbiamo visto che Cavallino Tre Porti rappresentava la realtà migliore per mostrarvi come era configurato il Veneto del V secolo, IV secolo a.C. Le città di Veneti erano definite le vere e proprie isole, cioè avevano, vero Leo, questi chiamiamoli corridoi, queste vie d'acqua. Vedi un po' Venezia, che cos'è, no? Per cui dopo il consigliere Giusto ci spiegherà anche la connessione fra Veneti primi e Veneti secondi, no? Per cui qual è il luogo se non le nostre barene, casa nostra, se non quel pezzo di terra di paradiso che ci divide dal mare, ma ci unisce con le acque, rapporto che i veneti avevano caro, e per cui chiedo alla sindaca di Cavallino Tre Porti, Roberta Nesto, di raggiungerci per portare il suo saluto e le sue impressioni. È acceso, eccolo qua. Permettetemi di dire che la commozione è reale, palpabile, perché abbiamo creduto in Tommaso, dal primo al secondo video promozionale, che ci ha creato una suggestione, no? Mi pare, Michela, quando parlavamo di Cavallino Tre Porti al mondo, quindi all'Europa, e lui ci ha messo dentro una scena antica. E questo ci ha fatto da subito alzare le antenne e capire che forse dovevamo dare una narrazione diversa, e Tommaso ci ha aiutato a costruirla un po' di tempo fa. Poi sono arrivati tanti progetti, tra cui questo. Questo è forse il più emozionante. Quindi Francesca, a me fa molto piacere perché ci ha creduto il Consiglio regionale Veneto. Noi ci consideriamo un'isola e forse lo siamo anche. Siamo dei big per alcuni aspetti, però il fatto che ci sia Regione Veneto che ci ha creduto con noi, con Tommaso, con tutti, è stato per noi fondamentale. Quindi veramente il primo grazie va a Tommaso e a tutta la squadra, ad Alvise, eccetera, ai consulenti. Il secondo grazie va al Consiglio regionale e il terzo grazie va a tutti coloro che hanno sostenuto questa importante progettualità. Quindi per noi era scontata, ma poi scontato non è niente se la guardiamo bene, no? E quindi per Cavallino Tre Porti è un onore esserci in questa progettualità. Quindi per quanto mi riguarda, se il buongiorno si vede dal mattino, e questo lo considero solo un buongiorno, avremo tante iniziative da condividere, e quindi la sfida è di tenere alta sempre l'asticella così, perché la cultura, condivido il pensiero di Francesca Scatto, la cultura fa la differenza, no? È questo la sfida, fa la differenza anche per i giovani. Credo che sia un tema che veramente a volte sottovalutiamo o la usiamo un po' come una bandiera, un'etichetta, eccetera. Invece qui c'è sostanza, tanta sostanza. Permettetemi l'ultimo pensiero, perché i veneti. C'è tutta una narrazione del secolo scorso in particolare negativa sul Veneto, no? I film. Ce li ricordiamo tutti, no? Io sono stanca di vergognarmi di avere la cadenza veneta. Sono stanca della narrazione che viene, cioè il toscano è una lingua bellissima, e siamo tutti d'accordo, però non è che il Veneto sia da meno, no? E quindi credo che tutta questa attività per affrancarci sia importante e fondamentale. E da veneta sono orgogliosa finalmente che si possa avere l'accento veneto, io ce l'ho e non me lo cambio, il nostro presidente ce l'ha, un po' tutti noi ce l'abbiamo, e dobbiamo esserne orgogliosi, ed è giusto che la cultura veneta venga affrancata fino in fondo. Quindi grazie veramente anche per questo percorso che veramente ci rende orgogliosi. Grazie mille
Grazie mille Roberta, grazie mille appunto al sindaco di Cavallino Treporti. Piccola parentesi storica che Leo poi mi correggerà, perché farò come sempre il mio scivolone adesso, ma se non ricordo bene, il più grande narratore, lo definisco come Danilo, della storia dei Veneti per gli antichi era Tito Livio. E Tito Livio sorrideva quando scendeva a Roma, perché è di Verona, Livio, vero? Padovano, eccolo là, Cascà. Era padovano, giusto, scusate, patavino, e quando scendeva in Roma veniva canzonato per il suo accento veneto, no? Esatto, la gens patavinitas. Questo essersi preso in giro, però i romani, la cultura latina e di conseguenza quella veneta anche, avevano di proprio che tutto ciò che veniva utilizzato per canzonare non era per umiliarti, era per esaltarti. È il paradosso dell'antico. Io non ti offendo, io non ti colpisco perché voglio la tua morte, io ti colpisco perché voglio elevarmi, e poi se ti rialzi sei mio fratello. È un concetto diverso, oggi invece ti elimino. Il mondo dell'antico ha una visione, devo parlare sempre con le parole di Lazzarini, di Leo, evolutiva. Noi ci eleviamo. Oggi invece abbiamo una dimensione espansiva. Evoluzione, espansione. Vedete già che siamo involuti, ci siamo dovuti allargare e non abbiamo più pensato di alzare. Dobbiamo ricominciare ad alzarci. Grazie Roberta per aver fatto questo appunto su cosa è stato raccontato dei Veneti e cosa invece noi adesso abbiamo, da buoni Veneti, la responsabilità e la necessità di ricostruire senza, come si dice, propaganda, senza cerimonia, senza esaltazione, ma raccontando la verità. Per cui sì, è una delle vocazioni anche di Acheron Film raccontare il Veneto nel mondo. E ci è giunta voce, finalmente, notizia lampo anche per Alvise, che abbiamo ufficialmente le comunità brasiliane che anelano alla proiezione del nostro progetto direttamente in Brasile, perché sapete che c'è un altro Veneto, ed è in Brasile, ed è la comunità parlante Talian, che è una comunità di quasi 1 milione di persone, che parla regolarmente Veneto, un Veneto antico, ottocentesco, ma è sempre Veneto, e hanno richiesto il nostro docufilm in Talian, per cui già questo per noi è un interessante ponte culturale, e lo dico anche per gli sponsor, occasione anche di espansione e connessione, ve lo dico anche di business, perché la cultura non è vero che serve solo chi ha banchi di scuola da reggere o caffè letterari, la cultura serve per fare la vera rete, la vera connessione, perché è grazie a quella che io riesco a interagire e a condividere dei valori. Quando condividi i valori fai impresa. Se fai impresa senza, diciamolo da imprenditori, io Alvise, se non hai valori quando fai impresa fai solo soldi, forse. Chiuso. Io direi di procedere, se vi va bene, con la visione di qualcosa che molti dei presenti hanno partecipato e vorranno vedere fisicamente, ma che ne dite di vedere un po' di scene di battaglia? Allora vi mostriamo, siamo orgogliosi di mostrarvi in anteprima, la battaglia di Cleonimo da Sparta contro i Veneti, un'invasione avvenuta appunto nel III secolo a.C., in cui Cleonimo da Sparta, figlio di Cleomene II, invade, o meglio, prosegue l'Adriatico, fanno scorribande, Sparta non è più la Sparta di un tempo, per cui necessita di entrate, e i guerrieri che non sapevano fare altro che usare appunto i mezzi militari ed esercito, una società militare appunto come quella spartana, a differenza di quella ateniese, va a fare scorribande, non c'è niente da fare, per portare soldi nelle casse, chiamiamole, della città-stato. E allora cosa succede? Organizzano queste spedizioni, e sono tanti, Leo poi ci direi i numeri esatti perché sono tanti, salgono l'Adriatico, non dico dove si deviano, arrivano nelle lagune e sanno che nella Venetia c'è un popolo, c'è un popolo, ci conoscono, i greci ci conoscevano, e c'è da rubare. Come è successo, piccolo parallelismo storico con Napoleone Bonaparte, dicono la Serenissima nel 1797 era in forte decadenza, e secondo te
lo stato militare in quel momento più potente, perché bisogna dirlo ai noi, e malarmato, sciamannato, quello che vuoi del tempo, cioè i francesi, hanno invaso la Serenissima perché era povera. Napoleone a parte. Tutto fuorché, scusate, devo dire una parola brutta in veneziano, ma tutto fuorché stolto, scemo. Napoleone a parte va perché sa che le casse dello Stato sono floride, sa che la Serenissima è in uno stato di neutralità e se ne approfitta. Lo stesso fa Cleonimo, sa che i Veneti sono un popolo belligerante ma non bellicoso, sa che è un popolo che come dire, produce, ha un flusso commerciale di lavorazione dell'ambra, dei metalli, degli oggetti preziosi. C'è da rubare, c'è vita e allora vado a invaderli. E riceve una risposta dalla Juventus Patavina e adesso scopriremo cosa è accaduto. Ma perché Gioventù Patavina? Ah, giusto. Perché Gioventù Patavina? Sarò rapido. Nel frattempo, naturalmente, i Veneti sono impegnati nelle interminabili guerre contro i Celti, per cui l'esercito veneto è ad affrontare i Celti ai confini della Venetia. Chi rimane a Padova, non siamo riusciti a farlo nel documentario per 1000 motivi, ma chi rimane nei pressi a 14 miglia da Patavium a affrontare Cleonimo è la Juventus Patavina. Cioè sono i giovani che non sono partiti per la guerra perché ancora troppo giovani per combattere e fermare l'avanzata celta ai confini. E per cui vedrete come andrà a finire. Pensate dei ragazzini che combattono con dei militari assetati di sangue e ben armati e molto preparati. E adesso lanciamo, col permesso di Leo, lanciamo la presentazione. Siamo nel 302 a.C. Cleonimo, figlio di Cleomene II di Sparta, conquista Corcera, poi sale l'Adriatico, penetra nella laguna veneta, depredando villaggi, ma trova uno stato. I guerrieri della città di Patavium organizzano 2 schiere armate. Una raggiunge le navi spartane ormeggiate in laguna, l'altra si dirige allo scontro diretto. Gli Spartani si schierano con la loro tipica formazione a falange oblitica, mentre i Veneti si ergono a muro e acclamano il loro campione. Noi lasciamo spazio alla battaglia.
allora faccio un secondo perché stiamo andando un po' fuori tempo, facciamo un passaggio veloce, Leo, e Rubio e vieni qua, Buba. Allora, sono i nostri due protagonisti di questa scena, sono due abili stuntman e lottatori che hanno personificato appunto Sekene e Cleonimo. Eccoli qui. Vieni Leo, vieni qua Leo. Facciamo un intervento rapido che siamo in chiusura. Grazie Leo. Allora, la battaglia che avete visto rappresenta un clou particolare, anche perché è probabile che i Spartani siano venuti come spedizione punitiva con 50 navi che avevano a bordo 150 guerrieri, probabilmente fatto un po' il conto di quello che è successo, ed è stato veramente un fulmine a ciel sereno. A difendere c'era la gioventù patavina per i motivi che poi vi ha detto Tommaso. Il nostro senatore Sekene, Belleno Sekene in alcune fonti, era colui che ha condotto la gioventù patavina ad affrontare gli invincibili Spartani. Lui, quel bastardo, era Cleonimo, che purtroppo delle 50 navi spartane soltanto 10 sono tornate integre. E Tito Livio diceva che i rostri delle 20 navi spartane facevano ancora bella mostra di sé nel tempio di Reitia, ora di Giunone, in Prato della Valle, a perenne memoria del nostro infinito valore. Un applauso per Cleonimo, seppur bastardo, e per il vincitore Sekene. Grazie ragazzi, siete stati fortissimi. Grande Bene. Allora ho velocizzato un po' il tempo e chiedo alla regia di abbassare le luci e lanciare il finale. Faccio un piccolo anticipazione. Dove potevamo finire il nostro docufilm se non dove sta la Casa dei Veneti, il Consiglio regionale? Nella nostra capitale, Venezia, per cui non potevamo se non finire a Venezia questo percorso. E vi vogliamo spoilerare il finale. Buona visione. In questa meraviglia di viaggio abbiamo visto come l'acqua rappresentasse per i veneti l'elemento naturale, l'elemento principe, la forza prima con cui convivere, da controllare e dominare, il principio della vita, con il potere divino di nutrire, salvare, guarire. I Veneti, un popolo, l'acqua, un elemento con cui questa civiltà avrebbe nei secoli futuri dominato il Mediterraneo tutto e, partendo dall'Adriatico, il Mare Nostrum dei Veneti secondi, raggiunsero quei mari un tempo solo occasionalmente affrontati, ma fosse da sempre potentemente desiderati.
Allora dentro vi abbiamo mostrato 2 cose, sono 2 miracoli. Il primo, il bacino di San Marco vuoto a mezzogiorno. Da veneziano posso dirvi, miracolo. Questo è San Marco. San Marco mega blocca lo spazio acqueo, che neanche a Hollywood riesce a bloccare, ma scusate, sono come Leo, e poi è un vizio di famiglia. Mio nonno mi ha sempre parlato veneziano, mio papà mi parla veneziano, mio zio mi ha parlato veneziano tutta la vita. Secondo voi altri, presento il mio film col gran finale a Venezia, cosa parlo? Francese. Comunque, 2 miracoli. Bacino San Marco vuoto per 10 minuti. Non meglio, no, scusate, per 20 secondi per fare la ripresa. Ma 10 minuti e ritira sul drone, riabbassa il drone e fa. Nel giro di 10 minuti abbiamo avuto queste 2 finestre. Vi assicuro, miracolo. Perché passa il taxi, perché passa il topo, perché passa il gondola, perché è impossibile. E sarebbe molto complesso, cioè voglio dire, pensate che al Redentore, ma questo ve lo spiegherà il consigliere giusto, bloccare lo spazio d'acqua al Redentore è come Dunkirk, ok? È impossibile, cioè è una guerra, no? Ma anche nei giorni di lavoro uguali è impossibile, non ce la fanno al Redentore, non so come si sarebbe potuto fare in un giorno lavorativo, sarebbe stata la rivoluzione. Abbiamo avuto il tocco di San Marco e ci ha aiutato. Bene, siamo riusciti a girare un finale, mi auguro, gradito, e in grande stile, e avete visto un altro miracolo dopo. Siamo riusciti, con piacere, lo dico ai vicini di casa della regione del Veneto, con il Trentino, le divido, la Film Commission trentina e quella del Sud Tirol, a avere una porta di interesse per la seconda puntata su il popolo si rabbia qui in Sud Tirolo, dei Veneti, delle montagne, i Reti, che sono appunto erano un popolo come quello dei Veneti antico, che viveva nell'arco prealpino, chiamiamolo in un arco dalla Lissinia, che va dalla Lissinia passando per il Trentino Alto Adige e le montagne venete dell'altopiano dei 7 comuni. Per cui un pochino più alto, Leo, mi è arrivata un'occhiataccia da Leo, un pochino più alto, scusate, di là, dalla Valsugana in su, hai ragione Leo. No, andava bene quello che ho detto, ok. Bene, allora, per connettermi i Veneti primi e i Veneti secondi, devo chiamare chi ha le chiavi oggi su questo palco di questa città, ed è il consigliere delegato alle tradizioni, Giusto Giovanni, che chiedo di venire a chiudere l'ultimo intervento di questa presentazione in attesa della chiusura del Presidente Ciambetti. Grazie. Sempre a destra. Certo. Ho fatto un sforzo, Cami. Ciò diventa difficile indubbiamente dopo aver assistito a tutto sto trionfo d'orgoglio, perché comunque di quello stiamo parlando, perché sta roba qua ci appartiene, non è che mio nipote si è inventato una storia per rendere il Veneto, Tre Porti e Cavallino più importanti e magari così la gente le può... Ci appartiene sta roba qua, cioè, capito? Rischiamo di dimenticarla. A proposito, già sono partito, no? In realtà mi ho messo scritto una roba per non uscire e magari trovare domani pomeriggio, essere qua in chiusura, no? Però comunque, sì, meglio che parla che esama. Allora, è per me un onore essere qui oggi per la presentazione dei Veneti antichi, cavalcando il mito. Già il titolo è bellissimo. Il primo vero documentario dedicato alla storia dei nostri antenati, cioè i Veneti e i Veneti antichi. I nostri progenitori, i nostri fondatori, i primi iniziatori di un cammino che nei secoli ha portato questo popolo a dominare il Mediterraneo. Dico nostri perché con orgoglio, va bene, lo dico, perché da veneziano non posso che sentire dietro di me, almeno idealmente, una goccia di quel sangue troiano che ha dato origine alla nostra civiltà. Ricorderete poi durante le celebrazioni dei 1600 anni, no, della fondazione, comunque mi trattengo e continuo a leggere, della fondazione di Venezia, come alcuni cosiddetti storici, perché ne abbiamo tantissimi storici, tantissimi,
alcuni cosiddetti storici si siano affannati nel tentativo, fallito è un po' grottesco, vabbè, di smontare il mito della fondazione. Venezia è stata fondata 1 anno e 2 mesi prima delle cronache. E no, rispondeva st'altro, meglio ancora. Venezia è nata 3 ore e un quarto dopo. E qua i 1600 anni sono stati disputa di questo confronto, no? Che in realtà, va bene, era tutto per togliere alle grandi narrazioni ciò che rende immortali la magia, la gloria e la grandezza. Se Venezia non fosse stata magica, non sarebbe durata oltre 16 secoli. Ma non parlo di incantesimi o alchimie, parlo della magia concreta delle geste di uomini valorosi, delle braccia e delle menti straordinarie che l'hanno costruita. E poi delle donne, uniche al mondo per intelletto e astuzia, venete. E questa è la vera magia, la capacità di un popolo di creare grandezza. Ed è proprio questo spirito che i Veneti antichi, cavalcando il mito, celebra. Grazie al lavoro di Acheron Film, questa produzione inedita illumina una parte spesso dimenticata della nostra storia, con ricostruzioni storiche e sequenze d'azione che rendono vivo il racconto e lo rendono accessibile a tutti, perché questa è la formula, accessibile a tutti, non attraverso quei storici che sono accessibili a pochissimi, perché di quello che dice non si capisce niente. È un'opera che poi non vedo soltanto nelle sale cinematografiche, ma la vedrei bene anche nelle scuole della nostra città, della nostra terra, del nostro Veneto. Perché il suo finale, poi tra l'altro emozionante, crea un ponte ideale tra Veneti primi e Veneti secondi, fino ad arrivare ai giorni nostri, unendo la storia antica alla vita di oggi, perché stiamo parlando di continuità. È un termine importante per la nostra vita di oggi e quella nostra di ieri. Continuiamo. Ricordatevi sta roba qua. Mi auguro che questo sia solo l'inizio di un percorso più ampio, di altre produzioni, altri racconti, altre narrazioni che valorizzino la nostra identità in un tempo incerto, sicuramente, attraversato da continui stravolgimenti culturali. Abbiamo bisogno di esempi solidi, di storie capaci e di ispirare. Venezia e il Veneto hanno oltre 1 millennio di spunti straordinari per raccontare vicende che entrino nei cuori dei ragazzi e aprano le menti di tutti. Qua non ce la faccio, devo uscire. Manca 2 righe, però non ce la faccio. Il nostro problema qual è? È che qualcuno, credetemi, ha messo in azione, che non è molto tempo fa, la cancellazione della nostra storia. E i primi a sostenere la cancellazione siamo stati noi. Parlo al plurale. In realtà Bianca e Tommaso, non credo che... Ma comunque, va bene, parliamo sempre al plurale, per risolvere i problemi bisogna esserci tutti, ok? E questo qualcuno, pensate, prima si parlava, a parte, scusa, parentesi sulla parentesi, il sindaco di Cavallino Treporti, Miaigo Agundeo, perché una stagione come questa riguarda Cavallino Treporti senza esiso, per me è peccato mortale proprio. Dovressimo essere tutti con gli ossi in mano, da non sapere dove metterli. Perfino Leo Magnavesi. Cioè, però comunque va bene, sarà per il prossimo anno. L'icona del territorio, la giugiola. No, fantastico territorio, indubbiamente, insomma, per niente siamo orgogliosi. Beh, dicevo, scusatemi così, anche concludo perché altrimenti mi ispiro, vado avanti. Prima si parlava, no, di un qualcuno che inseguiva indubbiamente le ricchezze, ma aveva un obiettivo
fondamentale, perché il tifo già era parecchio esaltato da piccolo, ma già era tanto esaltato, va bene? Piazza San Marco, procuratie cosiddette napoleoniche, vabbè, aveva piazzato al centro una statua col mondo in mano, cioè un po' megalomane il tipo, no? E sapere che la storia di Venezia sarebbe ricordata, sarebbe avrebbe continuato nei ricordi, avrebbe continuato comunque in quei libri che erano già stati scritti, eccetera. A Hugues dava parecchio fastidio sta roba, perché doveva essere lui alla fine e basta, no? Ecco, e quindi ha deciso di cancellarla. E cosa ha fatto? Per prima cosa ha tolto quella che era l'immagine, che era sacra, che era d'orgoglio, di potenza, di paura per certi, che era il Leone di San Marco. L'ha scalpellato via dappertutto. E poi ha eliminato tutte quelle cose, anche oggetti fossero, che ricordavano San Marco, perché San Marco è Venezia. San Marco è la storia di noi veneti, tanto che ancora oggi noi, quando sventoliamo la nostra bandiera, non lo sappiamo tutti, ma lo stiamo facendo proprio per ricordare che noi siamo San Marco. È per questo che ci rappresenta tutti, perché la bandiera di San Marco è continuità e ogni volta che la sventoliamo, che andiamo in musana a quel piccolo malefico che ha cercato di cancellare la storia. Ma attenzione, stiamo dedicando tutti, qua dentro vedo tanto visi, a parte il Buba che Buba ti ha fatto un errore, già Dio costarti a vita, dopo non lo so, vabbè comunque. Ma è qui con noi. Ci stiamo dedicando tutti, siamo qua per sto motivo qua, eccetera, sicuramente, no? È una sorta di missione di vita, quello di andare, magari quello che noi conosciamo, a trasmettere, a predicare nelle nostre terre e anche oltre. In Brasile, che se occhio che te conto fan club Brasil, va bene, non è un'esaltazione personale come dovrebbe essere per chi magari insegue certe robe eccetera, ma è sapere che la comunità in Brasile mi segue e ascolta i racconti della nostra storia, quella più semplice perché possa essere acquisita, mi inorgoglisce perché abbiamo raggiunto almeno un obiettivo, ecco. Noi tutti dobbiamo, come anche mio nipote, cioè, per niente se anche a me ne vodo qua che si soppare, insomma. Quindi, ecco, è come fosse mio figlio. Ho cercato di evitare questa connessione a livello istituzionale il più possibile, impossibile, Presidente. L'ho contagiato. Ho detto una settimana fa, ti monti a Palazzo Ferrofini, diventi signor giusto. Non ce l'abbiamo fatta. L'ho contagiato al massimo, insomma, alla fine penso, senza pentirmi, assieme a mio fratello, ad esserci riuscito, insomma, perché adesso si è anche un po' calmato, non si è più colto, diciamo, di una volta, ma comunque, insomma... Roberto mi ha conosciuto in Piazza San Marco. Ecco. Comunque ricordiamoci, ecco, dai, chiudo perché sennò... Ricordiamoci che ogni occasione è quella giusta, nel raccogliere quello che qualcuno, che non è soltanto Napoleone, perché il mondo intero ci invidia. Diciamocela tutta, dai. Vabbè, se lo perde, allora l'occasione è sempre valida per raccogliere un pezzettino, anche banale, della nostra storia e riproporlo come raccontandolo. E come dicevo qua, soprattutto ai giovani, perché non sanno che quello che hanno attorno è loro, l'hanno fatto loro. Dobbiamo ristabilire quello che manca ai nostri giovani, che è l'orgoglio dell'appartenenza e che sono loro il nostro orgoglio perché saranno la nostra continuità. Se noi centriamo questo obiettivo saremmo... Concludo raccontando un'altra ultima roba. Io mi occupo di restauro e quindi anche archeologia, no? In una chiesa che non nomino perché sennò dopo arrivano i turisti e non voglio, va bene. Io ho scoperto, tra virgolette scoperto, perché sembravano fossero state azzerate, invece no, 2 chiese precedenti alla terza che ho restaurato.
e siamo scesi nel 500 e siamo scesi altri 2 metri e siamo caduti, diciamo, nel 1200, verso la fine, dove la chiesa era straordinariamente diversa, va bene, e dove le sepolture venivano fatte davanti all'ingresso della chiesa. Stiamo parlando fine del 1200. E dove c'è una lapide su tutti, la più banale, perché è piena di lettere e basta, insomma, no? È un'iscrizione continua e anche abbastanza affannosa, se vogliamo, in un certo qual senso, se non che testimonia che sì, per capirsi se scriveva in latino, chi che lo sapeva, poi tra l'altro. E chi che non sapeva il latino? In veneziano. Parte questa iscrizione in latino e alla fine si mescola col veneziano e la seconda parte è veneziano puro, che sicuro non si fa essere, ma comunque veneziano puro. Questo per dire, altro che l'inglese, terminologia che adoperiamo, se ti sento ancora te accego per sempre, va bene? Noi eravamo l'inglese del mondo dell'epoca, noi appiattivamo il mondo perché tutti parlavano veneziano, se voleva capirsi, anche perché l'epicentro già era qua, il commercio, gli affari, gli interessi, le notizie, tutto qua. O ti parlavi veneziano o ti ristavi fuori dal mondo. Ecco l'importanza di continuare anche noi a parlare il veneziano, perché non è un accento, no, è una lingua che ci appartiene fin dall'inizio e dobbiamo ottenercela forte, perché quel qualcuno che a me mi ha messo da Drio e Avagna e mi ha detto di scrivere 5 volte alle elementari, se non devo parlare, se parlo, perché scrivevo anche al veneziano all'epoca, se parlo veneziano sono ignorante, 5 volte, da Drio e Avagna. E a fine giornata, quando la maestra era girata a Avagna, già era scritto, per orgoglio di mio padre, se fosse vivo applaudiria adesso, se parlo italiano sono ignorante. Naturalmente concludo, a nome dell'amministrazione desidero ringraziare Acheron Film, va bene, per il lavoro svolto e augurare il massimo successo a questo progetto. Grazie. Sì, ringrazio l'amministrazione che soprattutto ci ha permesso di girare in un luogo inaccessibile che è Piazza San Marco, perché girano produzioni di innumerevole valore e imparagonabili entità rispetto ad Acheron Film. Avere l'accesso che ha la Fox e la Universal alla stessa location per me, come dire, è stato un privilegio. E non posso che cedere il passo al Vise, che fa salire qualcun altro, non lo so, sconosciuto. Bene, io vi ringrazio tutti per essere qui presenti. Abbiamo riportato la storia finalmente su schermo. Per la prima volta la nostra storia più antica portata su schermo vuole essere la base per il futuro. Senza storia non abbiamo futuro. E questo è quello che vogliamo comunicare. Chiamo sul palco il presidente Ciambetti, cortesemente. Grazie. Grazie a voi e mi scuso anche per il colpevole ritardo, ma la mattinata è stata a ostacoli, quindi diciamo che questo progetto l'ho sentito nascere perché Tommaso me ne ha parlato in tempi non sospetti e veramente la passione che ci ha messo, il cuore che ci ha messo non sono comuni. Sono passati più di 12 anni dalla grande mostra padovana Venetriens Viaggio nella terra dei Veneti antichi e viene ancora spontaneo chiedersi quanto sia progredita la conoscenza su vasta scala della nostra popolazione, del patrimonio che il popolo dei Veneti a partire dall'età del bronzo ci ha lasciato in eredità.
La ricerca archeologica ovviamente continua ed è progredita, pensiamo solo alla necropoli padovana di Via Tiepolo o gli scavi dell'Università di Padova, l'insediamento pre-romano di San Basilio di Ariano, di Polesine o Peano nella Bassa Veronese, per non parlare del Bostel di Rozzo che continua a lasciarci e a permettere di vederci sempre nuove scoperte e nuove realtà. Oppure anche l'Alpago o gli studi nell'ambito tra Neolitico ed età del bronzo nell'area dei laghi tra San Giorgio e Santa Maria di Revine a Tarzo, in provincia di Treviso, solo per citare alcuni dei casi più noti. La ricerca sta definendo sempre di più il ruolo e le funzioni delle popolazioni che hanno abitato il Veneto, permettendoci di capire come questi popoli siano stati in grado di convivere anche con grandi cambiamenti climatici, diciamo noi oggi, ma anche il paesaggio e l'ambiente lungo il corso dei secoli, come era già emerso nella mostra appunto padovana, dal cui catalogo cito un breve passo del saggio introduttivo di Bondesan, Pozzati e Furlanetto. La terraferma e la laguna veneta mostrano differenze anche marcate rispetto alle condizioni ambientali, alle attuali condizioni ambientali. Le variazioni climatiche hanno radicalmente influenzato le scelte e le dinamiche insediative, mentre l'oscillazione del livello del mare ha condizionato l'estensione e la vita stessa della laguna veneta e del territorio di Gronda. La capacità di questi popoli di affrontare e superare le difficoltà ambientali è una lezione che diventa ancor più rilevante nel contesto odierno, in cui la nostra società si trova di fronte a sfide del tutto simili. In questo contesto il docufilm Veneti Antichi di Tommaso Giusto si presenta come un'iniziativa fondamentale. Si tratta infatti di un'operazione di divulgazione che mira a trasmettere con scienza ma anche con la giusta passione, che risponde alla necessità di colmare un vuoto informativo, soprattutto tra i giovani, e utilizzando anche la dinamicità e la potenza del linguaggio cinematografico. La narrazione dei Veneti Antichi, purtroppo ancora poco conosciuta, è una pietra angolare per la comprensione dell'evoluzione di una regione che attraverso i secoli ha visto la nascita di una delle esperienze sociopolitiche più affascinanti del mondo, la Repubblica Serenissima. Non si tratta però di un viaggio nel passato remoto, è piuttosto un invito a riflettere sul nostro presente, su come siamo figli di una storia che continua a parlare attraverso le vestigia lasciate dai nostri antenati. La capacità di adattamento degli antichi veneti, la loro resilienza di fronte a eventi naturali e sociali straordinari sono l'ispirazione per affrontare le sfide contemporanee con intelligenza e consapevolezza. Come i Veneti Antichi di Tommaso Giusto e tutta la sua equipe, la sua squadra molto nutrita e con grande passione, aprono una strada non solo a grande pubblico, ma anche a future iniziative che potrebbero raccontare con lo stesso spirito proprio la storia dei Reti o di altri popoli, anche gli Etruschi che hanno frequentato queste terre. Sarebbe bello pensare a una serie di docufilm che tessera dopo tessera completino la mappa storica dell'intero periodo pre-romano, un mondo che ha contribuito in modo decisivo a costruire il Veneto che conosciamo oggi. Un ringraziamento sentito a Tommaso e alla sua squadra che con passione e competenza ci permettono di scoprire e riscoprire una parte fondamentale della nostra storia. Il Veneto è terra di grandi opere, di grandi lavoratori, ma anche di grandi narratori contemporanei, capaci di esprimersi con la lingua della modernità. Veneti Antichi è un'opera che ci aiuta a comprendere in modo più profondo il nostro passato e affrontare con maggior consapevolezza il nostro futuro. Veramente un ottimo lavoro, complimenti e bravi a tutti. Grazie. Io ringrazio il Presidente Ciambetti che ha fatto una bellissima chiusura di questa bella giornata. Vi invito tutti all'Ombra del Leone per un piccolo rinfresco qua sotto e grazie. Alla prossima.